Veneto come l'Alto Adige? Neanche per sogno, tanto che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge regionale relativa all'applicazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, contro la quale aveva ricorso il governo. La legge prevedeva che alla regione venisse riconosciuto il titolo di minoranza linguistica con gruppi come cimbri e ladini, facendola accedere ai vantaggi previsti per queste realtà. Immaginava inoltre, secondo quanto era stato approvato prima in giunta e poi in consiglio regionale, l'aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete. La conformità dei singoli e dei gruppi concorre all'insieme nazionale, ma l'eventuale riconoscimento di minoranza, in questo caso, tocca al legislatore statale, eventualmente con il contributo di quello regionale. Il Veneto dovrà farsene una ragione, rinunciando al bilinguismo scolastico, ma le sue tradizioni rimangono più forti di qualunque sentenza.